Si è svolto l'interrogatorio di garanzia del quindicenne residente nel Coneglianese, arrestato sabato scorso con accuse gravissime. Appartenente all'estrema destra suprematista, diffondeva messaggi di odio e violenza, ma soprattutto deve rispondere di istigazione a delinquere ed apologia di reati di terrorismo. Il giudice del Tribunale dei minori di Venezia ha deciso: il quindicenne rimarrà in carcere, confermata la custodia cautelare. Studente liceale, bravo a scuola, taciturno, pochi amici, ma sicuramente insospettabile. Eppure, dietro alla facciata, un segreto che tentava di nascondere inneggiava a stragi terroristiche avvenute in passato ed intanto si stava costruendo armi e munizioni in casa con tanto di disegni su come realizzare anche ordigni. Gli investigatori della Digos di Milano e di colleghi di Treviso lo tenevano sotto controllo, monitoravano i siti sui quali scriveva da Telegram a Signal fino a quando non ha detto di aver quasi terminato un fucile pronto per essere utilizzato. A quel punto l'intervento della polizia è stato immediato e per lui si sono aperte le porte del carcere. Il presidente di Anci Veneto Mario Conte ha parlato di situazione agghiacciante. Oggi su questo episodio a dir poco preoccupante è intervenuto anche il presidente della regione Alberto Stefani. Ho condiviso con il presidente dell'ANCI Mario Conte la necessità di confrontarci con il Ministero dell'Interno per avere strumenti per affrontare questa sfida. Voglio ricordare che la sicurezza e l'ordine pubblico sono competenza esclusiva dello Stato, ma la Regione, per quello che potrà fare, nei limiti di quello che avrà la possibilità di fare, sarà in campo insieme ai sindaci. Un ragazzino con un avanzato stadio di radicalizzazione, un fatto grave che pone degli interrogativi. Gli inquirenti ora stanno smantellando pezzo per pezzo il sistema a cui il quindicenne partecipava attivamente e nelle prossime ore, non è escluso, possano scattare le manette ad altre persone, anche minorenni.